Oh, siamo già in diretta, Io facevo siamo le in smorfie, diretta. mi aspettavo il conto alla rovescia. No, invece io ho detto partiamo con i Meno male nostri che non amici. stavo controllando il naso, Il naso, il perché pelino a in volte lo faccio. naso. Buonasera cari amici, benvenuti anche oggi, questa sera. A sorpresa, orario nuovo, vi avevamo avvisato Esatto, per che le c'è, 9:15, va. invece siamo quasi un'ora di ritardo, abbiamo Siamo in rischiato di ritardo non perché farla abbiamo neanche. dovuto fare delle cosine, però noi ci siamo sempre per voi perché abbiamo promesso che ci saremmo sempre Esatto, stati. quindi se non è proprio una cosa inderogabile, noi cerchiamo sempre di essere presenti. Presenti per i nostri amici. Se volete fare una Esatto. domanda sapete benissimo come fare. Io ho messo la FFP2, E no? stavolta la cosa è seria. Svolta la cosa seria, voi là, io qua, io sono io, voi. No. No, sto scherzando. Avete visto che abbiamo una nuova, come si dice, Location, una abbiamo comprato tenda. le tende da cinesi. Ci è andato anche Grazie Cina per Grazie l'opportunità. Cina, vogliamo bene la Cina. Ciao Cina, ciao Pechino. Saluta a Pechino. Ciao, Ciao mamma. ciao mamma. Poi volete vedere, abbiamo messo No, lascia una stare. perla. No, lo Se faccio no vedere. allora, buonasera, ben ritrovati. No. Questa in teoria è la mia diretta. Ho ospitato il Marietto che è un po' su di giri. Gli zuccheri. Gli Gli zuccheri zuccheri, gli zuccheri, gli zuccheri, gli zuccheri. non No, 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 sono no, per, no. non sono per tutti. Va No, bene. no, non reggo, non Allora, reggo. Dai, scherzi cari a parte, amici. prima che scappino tutti gli amici che si sono collegati anche solo per curiosità con noi, Quei due disperati. teniamoli, non facciamoli scappare. Allora, Allora, scherzi a parte, vi ricordo, è una diretta per le sibille, quindi quali sono le regole, il bon ton di questo canale per la domanda. Quindi dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro. In modo chiaro significa che scegliete un argomento nello specifico. Se, per esempio, facciamo l'esempio del lavoro, se state già lavorando, allora scrivete io sono già al lavoro, la situazione, che insomma, magari volete che si controlli la situazione con i colleghi, oppure magari state aspettando una promozione, volete vedere se il vostro capo vi promuove, quindi la vostra relazione con marito, moglie, volete sapere se va, se non va, se vi nasconde qualcosa, scrivete, ovviamente dovete dettagliare la domanda. Più è precisa e mirata la vostra domanda, più sarà precisa la risposta. Quindi questo è importante. E mi raccomando, le scie energetiche sono importanti. Cos'è una scia energetica, cos'è una scia Marietto? energetica? Allora, una scia energetica corrisponde a un testimone, in poche parole. Non avendo noi a disposizione un testimone vostro, del consultante, diventa fondamentale che ci diate le informazioni che fanno sì che raggiungiamo a livello energetico voi e nessun altro. Quindi non voi o un vostro omonimo, ma voi e basta, ok? Quindi non uno che si chiama come voi del segno dei pesci, vi faccio un esempio, ma proprio voi nati il XY anno, ok? Quindi dovete in ogni caso mettere dati precisi. Non vi chiediamo il cognome, non vi chiediamo altre particolarità, ma quindi né fotografie né nulla, ma semplicemente il nome e la data di nascita. Questo è importantissimo. Bene, qui è anche arrivata luce. Prenderò la pensione nata, vedete questa domanda? Non si capisce chi è, perché se vi collegate da Facebook dovete autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti. Quindi è importantissimo questo, perché altrimenti appunto non siamo in grado, quindi non c'è il nome, non c'è il nome dell'utente, per noi è ingestibile come domanda, ok? Perché noi non stiamo trasmettendo direttamente dal canale YouTube o dal canale YouTube del Marietto o dal gruppo Facebook, stiamo trasmettendo contemporaneamente da tutti e tre questi canali che ho menzionato tramite una piattaforma che si chiama StreamYard. Adesso non per fare pubblicità a StreamYard, perché va bene anche quello, però è una piattaforma che gestisce contemporaneamente i vostri commenti, quindi a noi arrivano tutti insieme nella nostra chat. A voi potrà sembrare che qualcuno ha scritto, qualcuno no, e che ci inventiamo delle domande. Per favore, levami queste immagini, che proprio la pizza mi rinviene. Allora, a parte questo piccolo inciso, torniamo al fatto che
giustamente abbiamo questa piattaforma da cui gestiamo la diretta e quindi contemporaneamente arrivano commenti da 3 fonti diverse, quindi l'ordine dei commenti visti da voi e dal canale a cui vi siete collegati non è realistico, comunque non è lo stesso che abbiamo noi, quindi pazienza, le domande non vengono risposte in ordine ma scelte in base alla qualità e ai requisiti richiesti, quindi questo è importante. Vi ricordo comunque che prima o poi avrete sempre modo, possibilità di ottenere una risposta, quindi dovete solo, se non riusciamo a rispondervi adesso, avere pazienza e insistere, quindi tornare alle prossime dirette, che vi ricordo, gli appuntamenti che speriamo di poter tenerci in modo puntuale agli orari che diciamo, sono il martedì alle 21:15 e il giovedì alle 19. Oggi siamo riusciti soltanto adesso a fare la diretta, ma comunque pur di non saltare l'appuntamento abbiamo esatto. optato Ma per parla anche farlo del domani. sito, perché molte persone mi chiedono del sito. Digli qualcosa del sito. Certo, allora molti che guardano le dirette non sanno che facciamo anche altri tipi di attività sempre collegati alle sibille, sempre collegati alle indagini radiestesiche, eccetera, ma sono, cioè sul sito ci occupiamo appunto anche di tutto quello che è il lavoro radionico e radiestesico. E dal 2015 che dal 2015 che sul sito del capitano www.ilcapitano.intervista.org divulghiamo gratuitamente, a partire quindi dall'opera, dal lavoro del Marietto, divulghiamo gratuitamente quelli che sono circuiti radionici. Quindi se non conoscete i circuiti, se non conoscete che cosa fanno, di cosa si occupano, vi invitiamo intanto a scaricare tutte le dispense PDF che trovate appunto sul sito e poi a cercare all'interno dei nostri canali YouTube i video di condivisione legati proprio ai circuiti radionici. Comunque facciamo anche qualcos'altro. Certo, ci occupiamo anche in modo professionale di fare indagini, come abbiamo detto, ma anche di intervenire in alcune situazioni. Qui in sovraimpressione vedete la foto del nostro ciondolo sefirotico, scusate, vediamo se Luce riesce Luce a il stare gatto. giù. Luce la gatta, perché esatto, purtroppo una ho una gatta morbosità proprio nei miei confronti. tremendo. È terribile, non mi fa respirare. Quindi questo ciondolo, tra l'altro, ecco, lo vedete, questa è la vecchia versione, adesso abbiamo, io non me ne separo mai. Io non me ne separo mai. Questa è la primissima edizione del ciondolo. Quella nuova è di un ottone non nichelato, quindi per tutte le persone che magari hanno delle allergie, sono sensibili, una pelle dedicata, quindi non è il mio caso, che sono Caterpillar. Non è raro che io abbia delle reazioni. Un centimetro di pellaccia, Peli cerco ogni tanto di togliere. Scherzo. Allora, quindi no, non scherza, non scherza. Sono quelle cose che sai quando non sai più cosa dire? Va bene. Comunque, torniamo a discorsi un po' più seri. Spesso ho speso molte parole per quello che riguarda questo ciondolo, proprio perché già solo per le incisioni che possiede il ciondolo, quindi per il simbolo dell'albero sefirotico, l'albero della vita e del suo potenziale di massimo equilibrio e quello che raffigura l'organizzazione dei regni spirituali, già solo per questo varrebbe la pena di avere questo ciondolo. Ma la prerogativa del ciondolo che vi proponiamo noi è la sua lavorazione. Quindi ha sicuramente, come dicevo, tutti i privilegi, i vantaggi e gli influssi benefici delle Sefirot superiori, e quindi ci tengo a specificare la differenza fra le Sefirot dell'albero della vita e le Clifot dell'albero della morte, o comunque quello dell'albero del male, possiamo dire così. Quindi sappiate che già solo per la sua prerogativa costruttiva luminosa sicuramente si pone come amuleto, come protezione, già solo proprio perché propone e permette di avere insomma frequenze di estremo equilibrio, ma
è stato anche lavorato tramite radionica e radiestesia, quindi programmato per proteggere il suo possessore. Proteggere a 360 gradi, perché la protezione non è mai sufficiente, ci tengo sempre a specificarlo, anche i nostri corsi, le nostre preparazioni in ambito occulto, quindi tutto quello che si prepone come cammino di conoscenza, come sentiero all'interno appunto della scuola ermetico-cabalistica, parte sempre dalle difese, perché le persone non sanno quanto siamo esposti continuamente alla contaminazione o alla commistione delle energie, la nostra con quella degli altri, la nostra con quella dei luoghi, con le situazioni, con le nostre emozioni, con le forme pensiero nostre e degli altri. Quindi ecco che è tornato il mio incubo. Cosa vi dicevo? Un po' morbosa. Va bene. Comunque, detto questo, questo ciondolo possiede 9 livelli di protezione, da quelli più fisici a quelli più occulti, ma non solo, si propone anche per il riequilibrio di tutto quello che è il piano energetico sottile della persona, a partire dal riequilibrio dell'aura, del chakra, dei meridiani, quindi dei corpi sottili in generale, il magnetismo, che il magnetismo delle persone non è uguale per tutti, ogni persona ha una propria capacità di emettere, no? Un campo magnetico, o comunque di attingere a questo magnetismo a risorse di guarigione, per esempio, o di recupero, e quindi più abbiamo uno stato di magnetismo ribassato e più è difficile recuperare anche da stress emotivi, e quindi è più facile manifestare disordini, quali che siano. Quindi questo ciondolo nasce proprio pensando a tutte queste circostanze e a limarle nel maggior modo possibile. Ma c'è anche il programma di Giove, quindi per chi vuole un pochettino di fortuna, per chi vuole delle occasioni positive, abbiamo caricato anche tranquilli, adesso la blocco su Giove e passiamo. Benissimo, passiamo alle domande. No, sigilli, dai, questo è Marte, quello che vediamo qua in sovraimpressione è un bellissimo sigillo di Marte, ne esistono comunque di diversa estrazione, sono sigilli planetari dell'antica tradizione salomonica. Questi sigilli ci permettono di rettificare. Cosa vuol dire rettificare? Correggere quello che a livello astrologico abbiamo ricevuto al momento della nascita. È raro, quasi rarissimo, che qualche genitore lo faccia per i figli piccolini. Noi l'abbiamo fatto. Noi l'abbiamo fatto. Perché noi siamo noi e voi siete vedendo voi. subito come erano combinati a livello astrologico i nostri ragazzi, abbiamo detto bene, mettiamoli subito nella condizione di avere una stampella. È chiaro che a livello astrologico nasciamo con una combinazione di pianeti, no? Alcuni sono posizionati e fra loro combinano delle forze benefiche, quindi degli aspetti positivi, altri invece sono dissonanti, difficili. Quelli saranno i nostri banchi di prova, e non solo perché a livello di fotografia istantanea del cielo si conformavano in una certa maniera, ma anche tramite i transiti, quindi anche i pianeti che nascono come benefici alcune volte vanno a mettersi in posti spinosi. Quindi cosa ci permette di fare il sigillo salomonico? Ci permette di canalizzare una precisa forza planetaria, che però è stata, attraverso la conoscenza salomonica, suddivisa, perché non stiamo parlando di un sigillo che, per esempio, facendo l'esempio di Giove, visto che l'abbiamo menzionato prima, vada a lavorare su tutto quello che è l'ambito di Giove. Il sigillo salomonico intercettua alcune forze di Giove che tra loro si somigliano e che collaborano e cooperano per una certa precisa direzione. Quindi chiaramente si va anche a individuare quello più adatto per la persona, fra per esempio quelli di Giove, per restare nell'argomento dell'esempio. Quindi una volta che identifichiamo quello più adatto a costituire una stampella per voi, molti degli aspetti... Senti, dopo di non riesco più a respirare. Hai bisogno che mandiamo in sovraimpressione qualcosa? Sì, va bene ragazzi, in privato. In privato, se volete 20 un euro, consulto. mezz'ora, sapete... No, perché io non stai iperventilando. Aiuto. Va bene per gli attacchi di panico, però non in questo caso. Ok, dai, va. Ragazzi, iniziamo con la prima domanda, ve la tolgo io perché...
Se no mi fa un Ragazzi, pippone, mi fa un pippone. allora a me piace spiegare le cose, mi piace Sì, che le lo persone so. capiscano di cosa ci Però occupiamo, di cosa devi tenere in parliamo. Però considerazione che dopo effettivamente dobbiamo andare da no, mangiare ma al infatti cane. questo va bene per i corsi. Infatti le persone che fanno i corsi con me sanno praticamente dall'A alla Z tutto, perché io spiego tutti, anche i peli delle cose. Poi, per tornare, visto che non li tolgo. E se li ha non sono i soldi. Basta, non ti do più vino a te. Non te ne do più. Cosa Pericoloso. Dai, Va bene, andiamo a Dai, rispondere. andiamo a rispondere alla prima Certo, domanda. Baucetti, nome, data di nascita, domanda specifica. Allora, ad esempio, questa domanda è ricevibile perché vi spieghiamo, vi abbiamo appena finito di dire e non abbiamo bevuto il vino, che ad esempio vedi che È scia manca... energetica, di chi è? Di chi è? Ci saranno 10.000 persone? Davide, Daniele, Diego, Domenico. Capite? Cioè, quindi è una domanda che non ha senso perché sennò No, diventa no. come una pagliacciata. Lo Esatto. vedi che noi ridiamo perché Sì, siamo noi simpatici. cerchiamo di smorzare un po' le cose. Capite? Allora, La domanda deve essere precisa, nome, non chiediamo cognome per chiaramente, però almeno nome e la data e poi una domanda che abbia un senso. ecco, guarda, prendiamo qualcuno che insomma abbia messo perfetto, Daniele. Mi Però mi fai raccomando, tutta la domanda da capo. riscrivila, se no dobbiamo andare a cercare qui e là Esatto, cosa avevi dopo non chiesto. funziona. Ok, Allora, vediamo un pochettino. vediamo questa domanda che mi sembra che sia più o meno attendibile. Allora, questa Carmela non ha letto la risposta dell'altra volta. Io le ho già risposto alla diretta dell'ultima volta. Si vede che non ha seguito. Allora, Cioè, Carmela, tu hai fatto una domanda, noi ti abbiamo risposto. Ma esatto, evidentemente non c'eri, quindi vai a rivederti la diretta della volta scorsa perché ti ho risposto io. E come ultima domanda, tra l'altro, esatto. mentre tu eri con l'ingegnere. Allora, andiamo avanti, mamma. Maddalena, nata il 27 luglio 78, brava. Vorrei sapere se Massimo, nato il 15 novembre 73, bravo, per i bambini di 3 anni, va benissimo, tornerà da me, se sì, tra quanto. Era tornata la sua ex, non so se c'è ancora, grazie mille. Perfetto, allora vediamo questa Massimo. è una domanda fatta bene con tutti i crismi. Brava. E finalmente... Respira, Maria. Respira, ragazzi. Sì, liberato dalla mascherina. Con questo... Te l'ho detto che era un po' esagerata la FFP2. La FFP2, insomma, vabbè, va, dai. Guardiamo un po' fra la nostra amicizia Maddalena e il nostro Massimo se ci sarà un comeback, Allora, il taglio, falsità e cambiamento. E il viaggio. E qui già batte male perché falsità potrebbe essere un'occasione, ma generalmente fa capire che ci sono delle... Vediamo cosa dice cioè la partenza è un po' col freno tirato mano. Potrebbe essere una falsa partenza. Potrebbe essere anche una cambiamento. falsa partenza, nel senso che lui è andato dalla sua, però potrebbe tornare. Vediamo. Lasciamo aperte tutte le porte, meno che la nostra. Chiusa chiave? Chiusa chiave, Bravo. blindata. Vedeva. Ma che la Hilde mi ha offerto una pizza stasera. Pizzone che non finiva, buonissimo, tra l'altro. Allora, Maddalena. ma guarda, nel presente compare la carta del ritorno, però ti posso dire che come compare la carta del ritorno compaiono anche tutti i sospetti, tutta la possibilità che insomma ci sia gelosia nei confronti di altre persone, quindi non con tranquillità. Non è sereno questo riavvicinamento, sebbene è già nel presente, quindi non dovrebbe essere una cosa che si manifesterà tanto in là. Anzi, però direi che potrebbe essere un po' nascosto. C'è qualcosa che non torna in questa situazione, c'è perché quando compare il ladro un po' potrebbe essere che torna, ma non torna né in modo completamente trasparente né completamente onesto. Esatto, onesto, esatto, perché vedi, quando c'è il ladro c'è sempre la figura di un tipo... C'è sempre qualcosa di un po' losco e spesso è anche l'indicazione di un terzo incomodo. E poi bisogna essere chiari, io vedo nel futuro che ci sono degli interessi in gioco e cioè lui, voglio dire, è un po' uno che gli piace prendere più che dare, perché vedi c'è questa sibilla che ci sta a indicare che è uno che fa i suoi interessi, cioè il sentimento c'è, però
Quindi, perché poi c'è anche un'amica, l'hai detto giusto, la tizia c'è ancora, non è che è sparita, anzi, e la tizia mi sembra che stia più vicino per degli interessi fisici e anche finanziari. Quindi, Sì, sicuramente c'è. per tornare molto probabilmente qualche scintilla c'è, però non è una scintilla proprio di quelle Sarà una cosa non tranquilla e comunque, sai, viziata. inizialmente, beh, partiamo anche con ordine. Nella linea del passato si vede che lui ha tramato delle cose alle tue spalle e che qualcuno si è dato parecchio da fare, Ti no? spiavano Mentre tu, anche, sì. esatto. Quindi anche se lui adesso, così come sembrerebbe indicare la linea del presente, si dovesse veramente avvicinare, lo fa con tutte le sue ambiguità, di cui chiaramente tu potresti non avere serenità o tranquillità e quindi i sospetti, la gelosia, le tensioni, perché qualcosa di nascosto effettivamente tra quello che sospetti e quello che magari c'è o ci potrebbe essere, comunque da stare tranquilli c'è poco. È possibile che lui abbia tutto l'interesse di prenderti col verso buono, quindi la disponibilità, Esatto, sì. ma non dico promesse, ma i modi quasi di, ecco, l'artista in termini moderni, ok, ne trovate pieno di video sul tubo che lo spiegano, corrisponde al narcisista. Quindi lui sicuramente fino a quando non ottiene di nuovo la tua attenzione, lui continuerà manifestandoti dei Ma sentimenti. solo perché degli interessi o fisici o finanziari. E il problema è questo, è che comunque non viene solo. in futuro tornerà all'attacco qualcuno. Poi Esatto. se è la ex o piuttosto un'altra persona, comunque principi di stabilità o di serenità con lui è difficile. Quindi, tra l'altro, è ambiguo anche il fatto che la carta della stanza parla anche di quello che sono momenti di fisicità, quindi l'interesse di questa persona potrebbe essere anche rivolto a un tradimento, ma anche solo fisico, sì. no? Però intanto non c'è da stare tranquillissimi. No, non c'è Anche stato. l'esito dice, ok, magari ci sarà quel pericolo lì, quel rischio, probabilmente sistemate la cosa, ma sai, avrai sempre la sensazione che più di un'avventura questa cosa non possa diventare. Quindi, in sintesi ti sta dicendo lascia stare. lascia stare. Lascia stare Detto perché sinceramente, è una Maddalena. cavalla, cioè una partita, perché io e lei giochiamo a scacchi. A scacchi. No, e loro c'è il cavallo, però diciamo è una partita persa già Sì. neanche se arrocchi. È come quando il marietto mi piazza un cavallo che rischia di mangiarmi regina, mi fa lo scacco e torre, quindi io sposto il re, ma perdo comunque un pezzo. Me lo fa più di una volta, ancora devo capire bene come impedirti questo meccanismo. Comunque un po' è così. Con lui rischi di perderci qualcosa. Allora, vediamo un po'. Andiamo avanti. Lucia, vediamo la nostra Lucia. Allora, Lucia, nata il 18 dicembre dell'81 alle ore 18:30, ma Lucia sei diventata la Precisa! mia spettatrice numero 1 preferita, con questa precisione. Allora, vorrei poter sapere se entro l'anno 2023 avrò soddisfazioni belle al lavoro e realizzerò il mio progetto. Allora, guarda Lucia, se per caso, mentre sei collegata con noi, ci vuoi anche dire qual è questo lavoro che fai, meglio, perché ovviamente sono dati in più che possono aiutarci a identificare il senso di alcune carte e alcune posizioni che assumono queste carte. Okay. Quindi vediamo un po'. Vediamo per Lucia, è già così completa la domanda che è. Vediamo, Insomma, se una entro bella il domanda, 2023. fatta bene, sicuramente è iscritta al mio canale, non al tuo. Ah, perché? Perché quelle che fa le domande giuste sono del mio. Sono del tuo canale. Ok, Lucia, poi ci dici da quale canale vieni? Facebook. Vediamo un po' se la Lucia... Professione avvocato. Oh sì, un altro. Siamo pieni di avvocati, penalisti. Mi ha beccato in 4K mentre bevevo il frappato. Il frappato. Sì. Nuove collaborazioni. Vediamo per Lucia. Ecco perché era così precisa. A Milano. Non lo so, però ho già in mente una persona con cui vorrei metterti in contatto, Lucia. Va bene. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' la nostra Lucia. Vediamo un po', Siamo pieni di avvocati, di destra e sinistra. Sì.
negli ultimi anni abbiamo faccia da Dai, giriamo per Lucia, forza, vediamo per lei il lavoro. Stiamo scherzando. Avvocato, questa è una carta esatto, che per la professione. Esatto, sì. Allora, sei in collaborazione con una persona per te cara, con una conoscente un'amicizia, esatto, sì, sì. Beh, il taglio positivo, è il positivo, taglio, sì. Scusate, c'è Achille che ha fame, sì, che è una settimana che... Addirittura. No, è che ogni mattina faccio quello questo. si mangia anche noi se gli diamo, Se non gli diamo da mangiare. Se sveniamo vicini, ci mangia. Beh, guarda, Lucia, la storia è così. Sai, per un periodo andrà molto bene questa collaborazione, poi questa dopo, reunion. ma poi... Il problema è dopo, nasceranno delle incomprensioni, sai, forse qualcuno patirà la gestione superficiale di qualche situazione che magari è anche importante, perché sembra arrivare giusta valorista. Che carina. È che dà il giusto valore alle cose, è un termine così. Allora, guarda, c'è buona volontà e sembra anche che in questo momento, tra l'altro, compaiono 2 figure femminili, una donna maritata e una giovane fanciulla, quindi mi aspetto che ci sia una persona o anche una coppia di tue collaboratrici o di persone come te che insieme, no, state costituendo quindi questa struttura come se fosse, non so, tipo gli studi legali all'americana, quelli con tanti avvocati, ognuno con la sua specializzazione. Beh, hanno sicuramente... Mazza, Achille, ti sei fatto male di aver battuto una gnoccata all'angolo? Sì, ho preso una legnata. Scusate, il nostro cane ha preso... perché è un toro da 90 kg. Ha preso una legnata così. Allora, diciamo che anche in passato sembra che dovesse partire questo progetto, in un certo punto si deve essere un po' arenato, c'è stata la difficoltà di qualcuno, però adesso, mamma mia, ma è uno zoo questa casa. Scusate, qua c'è il secondo gatto, poi c'è il cane che continua a girarci intorno affamato. Siamo come l'arca di Noè. Esatto. Mancano i 2 leocorni, potremmo essere noi 2. Esatto. Andiamo avanti. Quindi, adesso finalmente con soddisfazione avete superato situazioni del passato e adesso le cose sembrano avere una loro stabilità. Si svilupperanno in futuro delle buone occasioni, tra l'altro riceverete anche delle proposte o comunque delle compartecipazioni o comunque degli sviluppi molto positivi. Il problema sarà l'accordo della direzione da seguire o qualche gestione che può non essere fatta nel modo più adatto, quindi si innescheranno delle contraddizioni o delle difficoltà di comprensione fra voi. Vedi? Probabilmente c'entra un progetto di espansione o qualcosa che riguarda posti più lontani, quindi bisognerà fare un po' attenzione perché lì, secondo me, si spezza un po' l'idillio. Esatto, cioè praticamente della serie non è tutto oro quello che luccica. Anche se partirete bene, ma poi di fronte a la qualcosa di importante... io direi che è bella, sostenuta, c'è tanta carne al fuoco, però alla distanza manca il fisico. Manca il fisico la resistenza di qualcuno. Esatto, perché vedi disgrazia, informazioni, tu che vedi andare via moltissimi... Cioè praticamente questo studio avrebbe bisogno, questo progetto avrebbe bisogno di qualche stampella, parliamoci chiaro, perché si parte bene, cioè sai, della serie sono tutti incendiari, poi finiscono a diventare pompieri. Il problema è che alla fine tu vedi, ti vedo sospirare, star male per questa cosa qua. Io penso che sarà importante tra voi fin da subito stabilire una comunicazione completa di tutto quello che sono i vostri timori e i vostri progetti, perché probabilmente se non tenete insieme le fila, no, di quello che sono gli sviluppi di questa collaborazione, è possibile che vi troverete su binari diversi non capendo poi le intenzioni dell'altro, quindi da lì possono nascere delle incomprensioni. Il problema è il seguito, nel senso che ora se basate una struttura su una collaborazione e poi non siete in grado di integrare, quindi comunicare tra voi in modo efficace, è facile che poi ognuno prenda la sua strada in futuro.
Quindi, È visto che è sicuro. ancora tutto da fare, Quando ti la mettiamo Hilde in di guardia. aspetta che ti spiego, quando la Hilde dice facile vuol dire che è sicuro, cioè nel senso che la cosa sarà così. In altre parole, dopo la luna di miele, Mh. Mh. dopo la luna di miele ci sarà sicuramente qualche problema grosso e tu vedrai Io sfumare. penso che sia proprio con le persone con cui collaborerai, perché la carta Sì, della sì. conversazione generalmente parla della cerchia delle persone con cui si collabora, soprattutto in termini di lavoro. Quindi o sarà una grossa causa lavorativa che magari, visto il No. diritto sul lavoro, magari poi non vi trova concordi, non vi sostenete nel modo giusto. Scusa, Topolotto, Sì, va bene bisogna... che abbiamo bevuto qualche bicchiere di Sì. vino, mangiato una bellissima pizza, ma c'è il cane che ci Da chiama. portare, va bene. Abbiamo già superato. Allora, vi ricordiamo l'appuntamento di giovedì alle 19. Noi Questa ci volta saremo con cercheremo di voi, essere sì. puntuali. Spesso riusciamo a Ma oggi farlo, abbiamo anzi avuto solitamente. lavoro che non finiva più, riti, di tutto e di più. Avevamo bisogno di staccare Staccare senza un po' la stare spina lì. perché 2 o 3 anni che lavoriamo come pazzi in questo mestiere e quindi abbiamo avuto... Siete marito moglie? Sì, sì, Chi è che ci ha certo. fatto queste domande? È la Baucetti. Sì, brava, curiosona, hai capito bene. C'è una curiosona? Sì, sì, C'è sì. una curiosona? E vabbè, ma si capisce che insomma, Sì, si capisce? si capisce. Prego Lucia, un bacione a tutti, buon proseguimento di serata, a